Allora, quindi torniamo un po' al discorso dell'ANAP, no? Tanto noi stavamo Sì, chiacchierando fuori onda anche di temi molto interessanti perché vi rendo partecipi, dai. Praticamente il Presidente diceva, io ho cominciato dal nulla nel dopoguerra a lavorare, mi sono costruito una vita sì, proprio da zero completamente, con il lavoro sono arrivati i primi soldini, sudati, strasudati, i primi risparmi, poi costruisci qualcosa e sì. poi via via. Avendoli sudato tanto, è tanto anche faticoso poi cioè, scegliere come spenderli e viene fatto nel modo migliore possibile. Cosa è successo? Che poi ne parleremo anche domani in trasmissione, che adesso viceversa c'è stato un periodo in cui entravano anche molto facilmente nelle famiglie, per alcuni anche con estrema troppa facilità, oppure i bambini stessi vengono dati soldi con grande disponibilità e quindi non c'è neanche il senso della priorità come No, spendere no, questi purtroppo. soldi e questo sta provocando dei gravissimi problemi, quindi di non poco conto. Quindi anche questo è un ruolo secondo me che l'anziano può ancora avere, oltre all'essere operativo, muoversi, chi ha la possibilità di andare ad aiutare anche all'estero se non nel nostro paese, ma anche insegnare il senso della priorità della spesa del denaro, che cosa è importante, si diceva, per chi farlo, per come non farlo. Questo è significativo, anche se nella situazione attuale, dicendo, giustamente il Presidente diceva, ma è importante i soldi darli per se stessi, per la moglie, o per i figli o i nipoti. Secondo me, da quel che sento in giro anche altri sindacati dei pensionati, è importante che l'anziano sia autonomo il più possibile fino alla morte per se stesso, perché se diventa un peso per i figli o per i nipoti è una Certo. tragedia, perché il nipote, con tutto il rispetto parlando, la valigia la può prendere, se ne può andare anche a trovare lavoro all'estero, poi se la situazione migliora ritorna in Italia come è auspicabile, però la possibilità di muoversi ce l'hai sempre perché sei giovane, come voi, dice. Ma purtroppo, I figli in qualche sì, modo riescono ad sì, arrangiarsi, ma l'anziano che non ha possibilità economiche di sostenersi, quando diventa un peso per il figlio o il nipote, è un peso pazzesco perché ci sono poi i classici figli a 50 anni, eccetera, che rinunciano al lavoro per seguire l'anziano e non si inseriscono mai più nel mondo del lavoro. Per cui siccome l'anziano, proprio sono dati di quest'oggi anche dell'Istat, siamo un paese di vecchi, cioè gli anziani diventeranno o ultra novantenni, ma con estrema facilità. È un problema che se questi ultra novantenni non hanno di che sostenersi, chi li potrà sostenere quando Sì, nemmeno. sì. Ecco, cioè, secondo me bisogna fare un po' un ragionamento, perché? Perché si diceva anche l'altro giorno, con lunedì se non sbaglio martedì, era venuto un rappresentante sindacale, sempre di un sindacato, e ha detto la casa di riposo ti costa 1.500 euro mese, di cui altrettanto te la mette il sistema sì, deve sociosanitario. metterci la regione, sì. Se tu non hai quei soldini, deve contribuire il figlio. Se il figlio ha perso il lavoro, tragedia delle tragedie. E se tu sei non autosufficiente, cosa fai? Gravi sul figlio che diventa il tuo badante? Quando la badante non te la puoi permettere. Quindi attenzione, secondo me, prima che l'anziano che diventerà ultra novantenne, quando è ultra novantenne dice sono pronto, allora aiuta anche No, gli ma Il altri. fatto è che il problema qua è un altro. L'anziano in questo periodo di crisi è stato lo sponsor Ah, e la certo. cassa, per E cui la cassa anche. lui ha ridotto i suoi Bravo. per aiutare il figlio, il nipote. Diciamo. Però per me non è questo il problema. Per me l'errore l'ha fatto il genitore. Perché anche al giorno d'oggi io vedo... Cioè il figlio quindi. Sì, Il figlio con il dell'anziano. figlio. Perché al figlio non è stato insegnato il valore del denaro. Ah, Per è quello cui che si dice. il problema del valore del denaro è grossissimo, perché il giorno che quel giovane si troverà d'impatto il problema che non riesce più a essere in grado di gestirsi, allora là cominciamo ad andare con gli ansiolitici e con quelle cose là, perché quello va in tilt. Qui subentra la droga, subentrano i suicidi, perché non le è stato insegnato il valore del denaro. Perché il giorno d'oggi, il nonno per primo, il genitore per secondo, tanto che tu vada fuori dai piedi, E Infatti, questo è uno forse questa è un sbaglio. po' la risposta che lei ci poneva come domanda, perché a questo punto se comunque sai che c'è chi ti darà, perché anche sì, questo non ti sforzi ulteriormente per fare quello che magari le generazioni passate hanno fatto, o certo, no? qui c'è, ci può La essere una provocazione è un po' la mia. doppia valutazione, cioè, no valutazione, diciamo, facciamo dei ragionamenti diversi. Cioè, uno, un pensionato che magari ha avuto, perché se ha una pensione decente perché ha lavorato in vita per un certo tipo di categoria e quindi un reddito diverso. Se uno ha una buona, diciamo come si dice in gergo, una buona pensione,
può anche pensare di arrivare a un'età sempre più avanzata e quindi essere sempre autosufficienti anche in caso di problemi di salute, quindi o ricovero oppure di malattie di un certo tipo. No? Ma se ragioniamo invece con i 7,4 milioni di pensionati sotto i 1.000 euro, qui il problema non è tanto cosa fare con la pensione che ha, come comportarsi, è ad un livello di sopravvivenza, cioè a un livello ma infatti adesso questo volevamo di affrontarlo povertà. proprio. Fino a lei si poneva il problema, ha detto quando chi ce l'ha, chi può aiutare No, nella gerarchia. No, ma arrivo anche perché diciamo che la faccio spesso anche con i miei amici quando ci si trova in bar, si chiacchiera un po' come della vita normale, no? È anche vero, cioè in una famiglia di normalmente è composta ovviamente dal nonno alla nonna, ecco, i figli e i nipoti. A chi la priorità in caso di bisogno? Questa è la domanda. Non c'è quello che dicevo prima, non c'è una scala predefinita, cioè prima A, poi B, poi C, poi D, poi no. C'è, a seconda del momento, ci può essere te stesso, la moglie, o il figlio, o il nipote. E quindi in questo caso non è che siamo, come diceva lui, sempre il salvadanaio no, però, siamo stati esatto. Però è anche vero che, tanto per usare forse una frase fatta in tutti questi anni, però è vero che i pensionati, il mondo dei pensionati sono considerati anche dal sistema ha sostenuto nostro. E sostiene certo. Tutta una situazione di crisi. Basti pensare insomma ai nonni operativi e attivi, perché il nonno pensionato sostiene ed evita il ricorso a babysitter, se non altro perché va a prendere i bambini a scuola anziché all'asilo. Se c'è la fortuna della salute, anche in termini economici, dove in quelle famiglie che per vari motivi il lavoro è venuto a mancare, sia se fosse dipendente, se era dipendente, sia se è lavoratore autonomo, con situazioni di drammi che insomma che in questi anni sono successi. No? Quindi diciamo che il pensionato ha avuto anche questo compito nella società. E non voglio dire che ora per questi motivi devi anche contare, perché il problema non è chi pesa di più, chi conta di più nella società, è che questo polmone che ha aiutato la generazione più debole, ecco, se non viene salvaguardato si rischia il tracollo. Quindi, come dicevo prima, siamo già ad un livello di povertà abbastanza elevato. Non lo dico io perché noi abbiamo fatto come cupola a settembre di quest'anno un convegno su questo, e c'è un rapporto del CER, quindi del Centro Studi di Ricerca Europeo, dove che ha analizzato chi è molto 44% dei pensionati vive in condizioni di semipovertà. Esatto, che sono 7,4 milioni di pensionati sotto i 1.000 euro. Lordi mensili? Sì, lordi. Lordi. 800, 900, 890 euro. E questo è il dato reale. E tenga conto che per effetto delle varie situazioni di crisi finanziaria che sono succedute in questi ultimi anni, ecco, la rivalutazione o l'adeguamento al potere d'acquisto della pensione si è fermato alla minima. Chi ha 500 euro, cioè fino a 2 o 3 anni fa c'era una rivalutazione per le pensioni fino a 1.500 euro mensili. Ecco, da un paio d'anni, e da quest'anno la legge peggio ancora, viene solo rivalutata la parte più bassa, che è la parte del 2 volte il minimo, quindi siamo in una situazione abbastanza anche di perdita del potere d'acquisto in rapporto a... No, assolutamente. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno signora, da dove chiama? Sono Lauretta da Roma, da Monteverde Vecchio. Sì, signora. E volevo dire che mio padre, dopo che mi è morta mia madre, diciamo prendiamo un po' meno stipendio, però io ho la pensione di invalidità per il lavoro, insomma, io faccio la parrucchiera. Sì. E mio padre non l'aiuta nessuno, è anziano. E nessuno gli dà una mano. Diciamo, è solo con le istituzioni che non fanno niente per mio padre.
È che deve pensionato di che guardare a cos'è? me. Sempre... Che lavoro faceva suo padre? È un impiegato alla Cassa Depositi e Prestiti, Quindi però era un impiegato così, diciamo, un semplice. ho capito. Quindi lei si dice, lei ha una pensione bassissima e suo padre ugualmente una pensione altrettanto bassa, insomma. Quindi è anziano e deve fare tutte le cose, diciamo, c'è un Chiarissimo, macello, un macello, un macello. chiarissimo signora. Non Grazie, so, vediamo che cosa, lei non sa a chi rivolgersi in pratica per avere un aiuto. per avere un aiuto, c'ho un fratello che gli chiede solo i soldi a mio padre, Infatti. Questo è il capito? E problema. anche che noi ce ne abbiamo pochi, diciamo, per quello che basta per vivere. Mamma mia. Purtroppo è molto frequente. Grazie signora della sua testimonianza. Vediamo se riusciamo a darle anche un po' un aiuto, un suggerimento. Ecco, nella situazione della signora, che lei è pensionata del lavoro autonomo, Sì. quindi dell'artigiani, classica, Sì, quindi sì. prenderà pochissimo. Con un padre pensionato che prende altrettanto poco. Anche lì c'è il discorso delle priorità. Il figlio che chiede e che va a carpire, io queste storie ne ho già sentite diverse, tra l'altro. Purtroppo questo è un problema perché quei figli non sono stati abituati a valutare il denaro. Ma il cosa valore. può fare anche la signora per aiutare il no, suo padre? prima- C'è qualche cosa? Insomma, bisogna rivolgersi senz'altro agli enti pubblici dove Andare in comune? in comune, senz'altro, perché Vada in comune. questa è la prima cosa, bisogna rivolgersi agli enti e vedere se si ha diritto, perché anche qua ci saranno delle valutazioni. Ma il Di un discorso che il supporto figlio, magari di aiuto sociale, magari. ma il discorso che il figlio servizi vada a sociali. chiedere soldi al padre, Quello che questo è il problema che è nato a monte, quando arrivavano così senza nessuna ragione, dico io. Sì, infatti, e questo è il classico esempio, cioè attenzione, perché il dare, quando lei dice il figlio, il nipote chi chiede e va nella cassaforte, tra virgolette, che è il pensionato, perché come dicevo, per quanto poco, qua è proprio la signora ha fatto un esempio eclatante del poco, per quanto poco c'è qualcosa rispetto a quello che non c'è, magari il figlio dissipa tutto, magari gioca anche, che so io. Questi sono i problemi. Bisogna dire no, a un certo punto bisogna dire no, ti arrangi, perché forse il dire no porta il figlio a prendere una posizione diversa, ad arrangiarsi. Non sono più in grado di farli superare una certa età. Quello è fatto, bravissimi, diventano fragili. La pianta... Ma allora potrebbe essere la signora, io dico faccio l'esempio perché poi il caso della signora è un caso che rispecchia una marea di situazioni che ho sentito, che in famiglia interviene e dice ti gestisco io i soldi papà, cioè ti do quello che ti compro, quello che ti serve e il resto lo gestisco io. Che venga il fratello a chiedere a lei, le gli chiuderà la porta in faccia almeno, cioè l'unica è questa, perché se la persona anziana è più fragile, non è in grado di farlo. Questi sono i problemi. Assolutamente. Per cui poi ne parleremo anche di questo problema qua, perché tornando appunto al discorso di cosa fa l'ANAP, noi praticamente oltre a seguire il pensionato, i problemi diciamo delle categorie nostre. Quindi va dall'ANAP, signora, che esiste anche a Roma, immagino. Sì. ANAP, esiste anche a Roma, vada, che lei, visto che lei è pensionata ANAP, magari non lo sa, non è a conoscenza, provi a chiedere anche un aiuto. Ecco, scusi, non ho detto per parentesi. Sì, perché... se ne può discutere, se ne può vedere. Noi, ad esempio, come ANAP, principalmente, allora, sponsorizziamo un dottorato di ricerca alla Sapienza di Roma, dove il professor Marigliano, docente di geriatria e gerontologia... Dove è l'ospedale di Roma? Sì, all'università. All'università di Roma, appunto sulla predizione della malattia dell'Alzheimer. Noi sponsorizziamo con i soldi dei nostri associati, sponsorizziamo 3 dottorati di ricerca. Caspita, importante. Non è poco, risultati in più, tutti gli anni, una giornata a livello nazionale, siamo in giro per le piazze con il nostro banchetto dove la gente si ferma per compilare un test, appunto per avere, come si può dire, sapere se c'è la predisposizione per essere malati di Alzheimer o se uno non ha nessun problema. Normalmente abbiamo la collaborazione piena della Croce Rossa Italiana, per cui vengono e seguono il tutto. E questo qua è una cosa che veramente ci sta dando anche lustro, perché
Certo. Se per caso qualcuno ha il problema, viene contattato, come si dice, i medici del sua ULSS che lo convocheranno appunto per vedere la vera realtà di questa malattia. Chiarissimo, no, è molto utile questo intervento. Altra cosa che facciamo, sempre legata alle degenze, abbiamo un'assicurazione che copre praticamente 30 giorni di degenza all'anno. I primi 5 giorni sono di franchigia, gli altri vengono dati 15 euro al giorno, sono pochi, e per gli altri 20 vengono dati 25 euro al giorno. Abbiamo stipulato Quindi è un'assicurazione. sempre già un aiuto. Sì, diciamo, questi qua a cosa servono? Per le lungodegenze, per cui uno ha la possibilità di avere almeno qualcosa che lo aiuti. Certo. Nella stessa assicurazione è compreso anche il furto, e anche qua allora non diamo tanto, perché rimborsano 150 euro per il rifacimento dei documenti se vengono spariti e 100 euro diciamo in lire. Sì, certo. in no, ma queste sono cose importanti. E anche questa qua è una cosa... Un altro aiuto che viene dato. Ne parliamo adesso anche con lei, subito dopo la pubblicità, tra poco.